Pronti? 1, 2, 3. È buono, il segnale cerca di mantenere il vantaggio della corda fenomenale Chi che conquista la testa con il non facile numero 1, riuscendo a rientrare gli avversari. Mentre Felina Si rimane invece di fuori, c'è l'errore di Fabian Mail che Numero lascia così il 5, posto a Felina Fizzi Si che può Etual accodarsi. squalificato. In terza dovrebbe Numero essere... 1, Fenomenale Chi Tanto ha squalificato. sbagliato anche fenomenale Chi e quindi al comando Felina Si nei confronti di Futuro Vis che sposta presto all'esterno. Seconda posizione lungo la corda per Fiona del Sile. All'esterno c'è Fender Bay che cerca la progressione. Tanto è passato in vantaggio il favorito Futuro Vis che guida dopo i primi 400 metri. Si appresta a completare i 600 in 48,4. In vantaggio dunque il favorito, Felina Si rimane in seconda posizione, poi Fiona del Sile sempre lungo la corda, per corsie esterne si impegna invece Fender Bay, 800 metri iniziali coperti in 1,3,9, per corsie esterne viaggia anche Follow Me, cavalli che stanno per completare intanto il chilometro iniziale nell'ordine dell'1,21. Secondo passaggio davanti alle tribune, Fender Bay raggiunge il sediolo di Futuro Vis, in seconda posizione Felina Si, al largo Follow Me, poi ancora Fiona del Sile che precede formidabile CAF. Un giro alla conclusione, parziale ora in 13,9 dice il cronometro ufficiale. In vantaggio è sempre Futuro Vis con in schiena ora Fender Bay dopo il calo di Felina Si, mentre all'esterno si lancia però Follow Me. Follow Me arriva al sediolo di Futuro Vis che a 400 dalla conclusione deve accelerare nuovamente. Numero 7, Chiali in Friulano 15,1, Jet, Follow Me comunque squalificato. non demorde e insiste all'esterno. Va quasi ad apparigliare l'avversario al completamento della piegata, a contatto rimane Fender Bay, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Numero tutto ancora aperto 8, per la vittoria, Formidabile Futuro CAF, Vis in vantaggio, squalificato. si getta di galoppo Futuro Vis e così lo scatto all'interno di Fender Numero Bay 3, al largo Futura di Vis, Follow Me, ma è squalificato. Fender Bay che vince su Follow Me, terzo posto per Fiona del Sile, 1,18,2, 31 a chiudere. Il successo quindi per Fender Bay e Luca Lovera che replica così la vittoria di Treviso. Dal primo piano, dopo essersi accodato sul calo di Felina Si, sfrutta l'open stretch, l'errore di Futuro Vis ai 100 finali e passa per controllare Follow Me. Successo dunque di Fender Bay, Luca Lovera, Marino Lovera, del signor Luca Lovera.